Siamo noi cittadini che vogliamo sapere come lo Stato spende i soldi, non deve essere lo Stato a sapere in ogni nostra giornata come noi spendiamo i soldi. Nel cuore del nord-est, nel cuore del Veneto imprenditoriale, il messaggio del PDL al popolo delle partite IVA. Angelino Alfano arriva a Mestre 4 giorni dopo la visita di Berlusconi a Milano e mette subito in chiaro qual è il punto di forza del programma azzurro per uscire dal tunnel dello strangolamento fiscale. Rivedere profondamente i poteri di Equitalia, la eliminazione del tema del limite dei 1.000 euro di contanti. La sinistra vuole ridurre i 1.000 euro e magari arrivare anche a 0 euro, noi riteniamo che questo sia disincentivante per i consumatori. Nuovo rapporto con il fisco, dunque lotta all'evasione in un modo diverso. Consentiremo ai cittadini di conservare scontrini e fatture per fare sì che questi scontrini e fatture a fine anno possano essere presentati al fisco ai fini delle detrazioni le più ampie possibili. Alfano, ospite dello Stato Maggiore del PDL veneziano, sa bene che la partita in Veneto si gioca proprio sul tema del credito e nei giorni in cui banche e prestiti ritornano tragicamente alla ribalta, un altro messaggio rivolto direttamente a chi gestisce il sistema finanziario. Le banche hanno avuto tanto e adesso devono restituire quello che hanno avuto. La rincorsa delle ultime settimane si gioca sul filo del rasoio. Per recuperare i voti perduti arriva il patto dei parlamentari PDL che, promette Alfano, sarà il primo compito una volta eletti. Eliminazione del finanziamento pubblico, dimezzamento del numero dei parlamentari, dimezzamento dello stipendio dei parlamentari. E se Monti dice è stata una delusione, Grillo è un pericolo per il bacino di voti che può sottrarre, ma il braccio destro di Berlusconi avverte gli imprenditori. È bene che i cittadini sappiano che dentro le liste di Grillo vi sono una serie di esponenti della estrema sinistra che sono contro tante opere pubbliche e che sono contro una serie di scelte che invece l'elettore liberale di centrodestra ama.